È molto importante ricordare e divulgare alle giovani generazioni i tragici fatti provocati dalla Grande Guerra, prima a livello europeo e poi mondiale. Lo fa uno storico. La guerra bloccò tutto. L'Austria il 28 luglio 1914 dichiara guerra alla Serbia. Scoppiano dopo questa dichiarazione le alleanze. La Russia protegge la Serbia, la Germania si allea all'Austria-Ungheria, la Francia corre in aiuto alla Russia, l'Inghilterra corre in aiuto alla Francia e da guerra austro-ungarica-serba divenne guerra europea e successivamente guerra mondiale. A Cortina, come in tutto l'impero, si sperava che la Russia non entrasse a fianco della Serbia e invece questo non accadde. Il 31 luglio l'imperatore dichiarò la mobilitazione generale di tutti gli uomini. A Cortina ben 750 uomini ricevettero l'ordine di immediatamente partire. Il 1° agosto salutarono i loro parenti, sicuri che dopo poche settimane sarebbero ritornati a casa, che dopo una settimana avrebbero scritto una cartolina da Pietroburgo, sarebbero entrati trionfalmente in Russia. Non fu purtroppo così, perché furono svagonati alla stazione di Leopoli e quasi immediatamente furono mandati in prima linea contro i russi e si incominciarono a contare decine di morti. Ampezzani nel giro di poche settimane, altre decine furono fatti prigionieri e rientrarono alcuni di questi in Italia nel 1919 dopo aver fatto il giro del globo dalla Siberia all'Oceano Pacifico all'Oceano Indiano e soltanto nel 1919 poterono finalmente rientrare a Cortina dopo 5 anni. Nel gennaio del 1915 rientrarono a Cortina numerosi feriti curati dal dottor Maioni. Nei mesi successivi le notizie che arrivavano dal fronte russo erano sempre più disastrose. L'esercito subì una durissima sconfitta che sembrava quasi determinante. Ed è in quella posizione di attesa che il Regno d'Italia pensò con maggior decisione di entrare in guerra e iniziarono nel mese di aprile le trattative con la Francia, l'Inghilterra e la Russia, che si conclusero con il documento del 26 aprile dove l'Italia si impegnava entro un mese ad entrare in guerra contro l'Austria-Ungheria e la Germania. E così fu, perché il 23 maggio il re firmò la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, non ancora alla Germania.